Elezione a Jesolo, lo aveva anticipato ai nostri microfoni 3 giorni fa. Oggi Renato Martin ufficializza la sua candidatura a sindaco con 2 liste civiche. Intanto si profila una clamorosa alleanza di voto tra PD e PDL. Questi i titoli dell'edizione veneziana dei nostri notiziari. Buonasera e ben ritrovati. Ed ora la politica, elezioni 2012. Domani a mira le primarie del centro-sinistra, sfida a 3 per scegliere il candidato sindaco. Si sfidano il primo cittadino uscente, Michele Carpinetti, Daniele Caccin della Federazione della Sinistra e Renato Martin del PDL. Intanto un omonimo, un altro Renato Martin, scende in campo a Jesolo per sfidare i partiti con le liste civiche. E intanto nella cittadina balneare si profila anche una clamorosa alleanza per il voto. Io sono pronto a correre. L'aveva annunciato in anteprima ai nostri microfoni mercoledì scorso. Oggi Renato Martin ha rotto gli indugi e presentato ufficialmente la sua candidatura a sindaco in una Jesolo che ribolle di strategie per le elezioni 2012. Domani le primarie interne del PDL premieranno il candidato unico Valerio Zoggia. Una farsa secondo Martin, azzurro che ha scelto di rifiutare le primarie interne e scendere in campo con 2 liste civiche. La prima porta il suo nome, la seconda, Jesolo Bene Comune, raccoglie ex AN ed ex Forza Italia. Molto spesso abbiamo visto che le liste civiche sono state fatte di supporto ai partiti. Adesso mi sembra che l'elemento sia rovesciato. Ci sono le liste civiche che vengono identificate in maniera magari più trasparente, più libera, più coerente e soprattutto se sono rappresentate da persone credibili. Intanto nel cantiere di Jesolo il centro-sinistra potrebbe essere protagonista di una alleanza clamorosa di cui si discute in questi giorni e che se ufficializzata potrebbe far parlare non poco, soprattutto l'area della sinistra più radicale. PD e PDL sono vicine a un accordo per il voto, una coalizione in stile maggioranza Monti, con il PD che sosterrebbe il candidato del PDL con una lista civica. Il dialogo va avanti da giorni, si stanno sondando le possibilità di convergenza nel programma. La prossima settimana dovrebbe arrivare l'ultima parola sulla questione. Una coraggiosa alleanza di buon governo della città, secondo i promotori, una mossa strategica anti-Lega Nord, secondo gli oppositori. E lo stesso Renato Martin è ironico. Faranno di tutto per battermi, dice l'ex sindaco che ribadisce l'importanza delle liste civiche come strumento politico vero. Questo può essere migliorativo del rapporto diretto tra istituzione e elettore e cittadino e dare anche una maggiore responsabilità alle persone senza l'intermediazione dei partiti.